Hola esploratori, siamo arrivati Fumegai. Ricordiamo che in questa esplorazione siamo in collaborazione con il GT Paranormal Investigation Italy. Vero, ora non si può più chiamarlo Borgo Fantasma, esso sta riprendendo vita un poco alla volta grazie a questi ragazzi che con il loro lavoro lo metteranno a posto e di lavoro ne hanno tanto da fare. Nel lasciare il borgo, dopo l'ultima sessione nella casa che stanno ristrutturando, ci siamo fermati fuori da una casa che è collocata lungo la strada che porta là. La storia l'ha raccontata un po' il ragazzo del video precedente, ma per rinfrescarvi la memoria faremo sentire un pezzetto riguardante la storia e il parere che il ragazzo si è fatto della vicenda. Anche in questo video, come al solito, vi raccomandiamo la visione con le cuffiette per un migliore ascolto delle sessioni, invitandovi ad iscrivervi al canale ed accendere la campanella per essere sempre aggiornati sui prossimi video. Se vi piacciono i nostri contenuti, mettete un mi piace e condividete. Grazie e buona visione. Poi se ne raccontano, perché ti dico, la pietra che raccontavo a loro che parla, secondo me è frutto dei due eventi E dove che ce l'hai questa pietra che parla? Gli ho spiegato a loro dove. Ma dov'è? Giù. Ah, è già Scendendo c'è una casa dove due contadini, lavorando un giorno tagliando la legna più che altro, quindi boscaioli, conoscendo le persone del posto, secondo me erano anche un po' cati, quindi un po' ubriachi. E dicono di aver sentito che c'è un fiume che scende qua, una voce, e hanno identificato la provenienza della voce da questa pietra. Dicevano che c'è un'anima dentro, l'hanno scolpita e l'hanno messa più giù, quindi più giusta è sta testa, sta forma. sarà mica quella che noi abbiamo preso come troll? Che è verdina, secondo me potrebbe anche essere. No, è un'altra quella. No, un'altra, perché abbiamo visto venendo su sulla parete Una casa abbiamo visto, più Dove di l'ha una scritta? casa. Tu che quella l'hai da scritto? sola che era vuota, che si poteva entrare, che poi tu mi hai detto magari al ritorno la facciamo dopo. Ah, quella sì. Quella è. Ah, quella. Fai accendere. Ma ci racconti quella della roccia lì, della donna che sentiva piangere. Alcuni dicono che era ubriaca, per quello vedeva quella roba lì. Era veramente ubriaca. Ha sentito veramente piangere. Non ho capito, ripeti. Spiegaci un po' questa storia. Perché? È i vostri parenti questa? Noi non vi sentiamo, voi se parlate, noi registriamo tutto e poi vediamo casa. Chi è morta?
Diteci quello che volete. Vuoi che andiamo via? Vuoi che andiamo via? Non ho capito, ripeti. Avete costruito voi questa casa? Come ti chiami? Ok, dai. Ho parlato sopra. Volete che andiamo via? Noi andiamo adesso. Fa piacere parlare con noi. Non ho capito. Buon dai, ciao. Ciao. Ok, dai, ciao, andiamo via. Ciao, io sono Lina, tu come ti chiami? Ah, ottimo. Ascolta, ma tu eri tu che mi parlavi dietro lì della casa prima. Mi hai seguito fin qua? Dietro? Dietro? Ok. Ti rifaccio la domanda. La storia della donna che piange qua... Cavoli. Sì. È la storia della donna che piange qua della statua. È falsa o vera? Sei stata tu? Brilla il K2? Sì, tutti e due. Anche il mio. Di qua. K2, sì. K2, sì. Toccatelo che si accende la lucetta, dai. Sono tutte e due lì? Dopo facciamo la prova con questo. Ma voi abitavate lì, in quella casa lì? No. Eravate di passaggio? Non ho capito, ripeti. Non capisco, sai? Qua in questa roccia c'è una vecchietta che ci vuole parlare? Tanto poi li senti. Sì, bene. Io mi chiamo Francesca, tu come ti chiami?
tipi che cercano una vecchietta? Sì. Ma sta vecchietta c'è o non c'è? Sì. Ah, e allora perché mi hai detto di no dall'altra parte? Grazie comunque. Grazie per la risposta. Ma possiamo sapere la storia di questa vecchietta? Morta là. Dove è morta? Dove c'è la statua? È morta là, ha detto. Oh, ah no, aveva detto sopra. Aveva detto sopra dietro di là. È morta sopra nella casa sopra? Ripeti. È morta nella casa sopra? Al piano di sopra? Sì. Sì? Ok, allora ci hai detto giusto di là. Grazie. E la gente che passava di qua la sentiva piangere dopo che è morta? No. La sentiva piangere quando era viva? Gravida. Ho sentito gravida Sì, io, anch'io. Ho detto gravida, ha detto. Quindi non era una vecchietta, era una donna gravida. È morta di parto? No. No. E com'è morta? Dimmelo tu. Qua, dove è siamo caduta? noi. Ho sentito Lina. Dimmi. Però io vorrei sapere di più, se è possibile. Vorrei sapere com'è morta questa persona. Quanti anni hai? Puoi dirmi la tua età? Ascolta, mi senti? Ma tu ci vedi noi qua? Ti vedi? Vedi che siamo affaticate, che vogliamo parlare con te. Premiaci. Dai, dici come sei morta. Ha parlato comunque prima con questo. Dopo proviamo con questo. Ci dici quanti anni hai, dai. Allora, Contentaci. Ci ha risposto, ci ha detto che una è morta qua. Era gravida. Gravida. Quindi non era una vecchietta. No, non era per niente una vecchietta. Dai, ti faccio l'ultima domanda, poi proviamo con l'altra spirit box. Mi dici per cortesia se è te che sentono quando sentono piangere e lamentarsi. Proviamo con l'altra spirit box.
Ha detto sì, prova. Ha detto no. Poi io chiudo questa, L'ultima. l'ultima, ok, dai. E proviamo l'ultima volta con quella sua e poi andiamo via, grazie. Grazie. Allora, vediamo con questa. Io ho provato con questa, non mi ha risposto prima. Sai, penso io invece, ho fatto la mia teoria. E probabilmente tu sei scarica, sei troppo disfatta. Anch'io Poi l'ho che la pensato. tengo io in mano, che magari uso la mia di energia e va meglio. Come hai fatto a saperlo? Che cosa? Che sono scarica Perché proprio. ti sento, non sono sensitiva ma non sono scema. Eccomi, sono di nuovo qua, mi senti? Mi senti? Mi rispondi? Avevi detto l'ultima volta facevamo con questa, dai. C'è qualcuno qua che vuole parlare con noi? Abbiamo saputo che c'è una signora che chiama la gente, che è morta qua. E vogliamo parlare con lei, con questa signora. Cambia Frequenza, tu ci sai. frequenza. Sei ancora qua? Sì. Salve. Ciao! Come mai con l'altro strumento non interagite? Non si trovano. C'è qualche differenza tra questo e... Noi. C'è differenza tra questo e l'altro? Quello che ha detto, hai sentito che ha detto così? Quindi c'è una differenza tra questo e l'altro. Ehi, Ehi, ci lo sentiamo? senti tu? Senti? Vedi che qua c'è la cassa. Stanno Quindi vai interagendo. meglio con questa? Cosa ha detto? Vai meglio con questo strumento? Sì, Ok, grazie. si per trova aver meglio risposto. con questo, ok. Ok, grazie per aver risposto. Grazie. Prego. Uomini. Siamo uomini, sì. Voi siete spiriti. Posso farti una domanda? Parla. Dimmi. Quanti anni hai? Ho sentito male o hai detto 24? 24, anch'io ho sentito. Hai 24 anni? Hai 24 anni? No. Ma in quanti siete? 5? Hai detto 5? C'è qualcuno ha detto. Sì, siamo noi qua con voi. Siamo noi, ci siamo noi. Parlate, diteci qua. Attenta. Attenta a cosa? Amore, attenzione che c'è. Sì, appunto. Parla con noi. Vi siete stufati? Da quanti anni vi trovate qui? Tanto.